Presidente e onorevoli colleghi e colleghe, è una questione che stiamo affrontando già da un po' di tempo e sta creando non pochi problemi su molti punti di vista. Da poco sono stato a L'Avana e ho chiesto come mai avete un servizio sanitario così eccellente, superiore in tutto il Sud America e addirittura a volte nel mondo. La risposta è stata: porque tenemos un pueblo sano. I dati confermano che noi non siamo un pueblo sano, noi siamo uno dei popoli più malati d'Europa. E il Sulcis ne sa qualcosa, dove migliaia e migliaia di ettari di terreno non sono più praticabili per nessun tipo di produzione, in quanto intossicati, avvelenati, distrutti. Ora, esistono delle logiche, delle filosofie, delle scelte che noi dobbiamo attuare e adottare. E siamo qui, nell'epicentro del problema, che sta creando veramente seri dubbi. Abbiamo molti esempi, sia in Europa che in Italia, che quel tipo di soluzione ormai è sorpassata. È una soluzione medievale. Le decisioni del mondo intero stanno cercando di bloccare tutto al di sotto del riscaldamento di 2 gradi, perché se riscaldiamo di 2 gradi sarà un'ecatombe per tutti e siamo lì vicini. Bruciando non faremo altro che avvicinarci e contribuire quest'isola al baratro, a una situazione irreversibile. Io non voglio essere complice di questo crimine. Per i nostri ragazzi che sono qui dietro ad ascoltarci, per i nostri comitati, e sono decine e decine che pulsano, che danno traiettorie, che ci invitano all'ascolto affinché si prenda un'altra strada che non è quella di bruciare non esistili. È vero che in altre nazioni bruciano, ma semplicemente perché hanno deciso di smantellare centrali nucleari che noi non abbiamo. Noi abbiamo questo tipo di problema. Potremo con questi soldi invece invertire la rotta. Ma se tutti ci neghiamo l'impossibilità di portare la differenziata oltre il limite che abbiamo raggiunto, il 50%, noi se tutto non lo neghiamo. Cioè noi affermiamo che siamo incapaci di portare, come hanno fatto in altri comuni, a Treviso, l'hanno spinta al 97%. Confessiamo che noi, classe dirigente, siamo incapaci, inferiori ai gusto del Treviso. Ma se ve l'hanno fatta in Treviso, voi te non ve la dobbiamo fare noi. Ce lo neghiamo in partenza. C'è qualcosa che non quadra. Ogni 100.000 tonnellate bruciate con le tecnologie moderne nasceranno 15 posti di lavoro. In questo bruciatore di Tusslo non parliamo per carità di lavoro, la discarica ne produce 45, la raccolta differenziata spinta e il riutilizzo con le logiche moderne del rispetto ambientale ne produce ogni 100.400 posti di lavoro, moltiplicate per 800 abile canto d'ala. Di che cosa stiamo parlando e di che cosa stiamo andando a decidere? E si può prendere decisioni senza logica e senza senso
Se noi non abbiamo fatto prima un piano di rifiuti regionale, è come approvare una centrale di qualsiasi entità sapendo che in Sardegna non abbiamo un piano energetico regionale. Quindi chiedo che quei soldi, e prima di questa decisione, si approfondisca ancora il dibattito, si prenda tempo, si rinvii quella decisione rispettando le pulsioni che vengono dall'esterno. Io devo per forza portare doverosamente quella voce e devo dire anche che quel mostro sputafuoco che ci ucciderà ancora non è facile realizzarlo, passeranno 5 anni e in questi 5 anni te faremo? Aspettiamo l'inceneritore, aspettiamo Godot o iniziamo a mettere mano seriamente a forme alternative di sopravvivenza civile? Grazie. Grazie onorevole Sala.